Claudia Benedos, confermata sindaco a Maser, chi vuole ringraziare per questo ottimo risultato. Ringrazio i miei cittadini, tutti i maserini, che con l'81% di preferenze ha scelto Claudia Benedos. E soprattutto a chi dedica questa vittoria e anche un pensiero sulla bassa affluenza che c'è stata. Beh, la dedica è sempre ai miei concittadini, in particolare agli anziani, che io amo in maniera particolare. E quello che mi è un po' dispiaciuto questa volta è la scarsa affluenza alle urne. Maser nel passato aveva sempre avuto percentuali piuttosto più elevate della media. Quest'anno invece no, e sarà una cosa che vorrò approfondire e capire il perché. La prima cosa che farà da sindaca, anche se lo è già stata 5 anni, ma cosa farà da domani? Beh, da domani abbiamo da cominciare con le procedure per la gara d'appalto per affidare la costruzione della cassa d'espansione. Quella è una priorità, visto anche le avversità atmosferiche che ogni giorno colpiscono qualche territorio.